In questo video adrenalina manetta, gente super figa, ma soprattutto riprese e clip pazzesche. Allora, eccoci qua, Trek in Friuli Venezia Giulia. Ogni tanto, ve lo diciamo sempre, ci prendiamo delle vacanze anche noi. Abbiamo approfittato 3 giorni per venire a fare il sentiero delle 52 gallerie, un sentiero storico di un'importanza incredibile. Oggi ce l'avremo tutto quanto per noi perché non c'è nessuno, cioè ci siamo solamente noi sotto un mare di nuvole. Iniziamo questo percorso, vediamo un pochino com'è. Piccola parentesi, se avete intenzione di venire in Friuli Venezia Giulia, iscrivetevi al nostro canale dove pubblichiamo un sacco di percorsi da fare e quindi vi potrebbe tornare utile. Andiamo? Andiamo. Ma prima di iniziare, giusto 2 cenni storici per capire cosa andiamo a fare. La strada venne costruita per portare truppe e rifornimenti sul settore del Pasubio, che in verità nessuno calcolava più di tanto, finché il 15 maggio 1916 2 armate austro-ungariche sferrano un poderoso attacco alla conquista del Colsanto. Si scatena l'inferno. I soldati imperiali della 59esima divisione spazzano via facilmente i 2 battaglioni territoriali posti alla difesa. L'idea è di calare verso la pianura vicentina e conquistarla. A tener botta le brigate Volturno e Verona, che disperatamente tengono testa a tutti gli attacchi avversari. Il massiccio fu testimone di una delle carneficine più devastanti della Prima Guerra Mondiale e la realizzazione della strada fu un lavoro immenso di ingegneria militare. I lavori vennero svolti sotto il continuo tiro di mortai, mitragliatrici e cecchini. La guerra ebbe termine, ma il Pasubio non fu mai conquistato e ancora oggi sui luoghi sacri una scritta recita: di qui non si passa. Ma ritorniamo a noi, 2 ampi parcheggi, 6 euro di ticket, segnaletica CAI, pannello illustrativo ed entrata scenografica. Via si parte. I don't wanna be crazy no more. Every time I think you're gonna walk out of my door, I start to jump to the conclusion you don't love me no more. Babe, give me some to work with, can you just reassure? Per quanto non sia complicato, il percorso va affrontato con abbigliamento adeguato e torcia. Il giro d'anello che abbiamo fatto è di circa 15 km con un tempo di percorrenza di 4 ore e 25 minuti, soste escluse. Il dislivello è di 1065 metri e la segnaletica CAI è 366 e 370. Allora, il tratto dalla 29esima galleria alla 31esima è degno di nota, cioè incredibilmente panoramico con la neve oggi, magico. Adesso andiamo avanti perché ne abbiamo ancora un bel po' di strada da fare. You got to save yourself. Hey, save your baby girl. You got to save yourself. Allora, 52esima galleria raggiunta, ce l'abbiamo fatta. E con questa si conclude la strada delle gallerie. Noi adesso raggiungiamo il rifugio Papa. Comunque il percorso è bello lungo e da non sottovalutare. Non ci sono punti pericolosi o di particolare difficoltà, però bisogna avere una discreta preparazione fisica. Andiamo a rifugio? Andiamo. Via. Vi fidate? E mo adesso ti voglio io. A leggere in visiacco. Allora, che vol così poco a far voler ben. Un fiade. Allora, un fiade gentile. No. Ok. Non Allora, arrivo. ve lo lasciamo a voi, lo trovate e ve lo leggete. La prossima volta ne fai uno in friulano. Sì, ok. Lasciamo come sempre il sassolino del sorriso, chi ci conosce sa di cosa si tratta e decidiamo di rientrare percorrendo la strada degli Scarrubi e quindi completando l'escursione con un giro ad anello. Allora, la strada che abbiamo preso per tornare alla macchina è una strada veramente molto comoda, almeno fino adesso.
e leggermente in discesa, molto larga e facilissima. Adesso andiamo avanti perché dovrebbe cambiare qualcosina, no? Dovrebbe cambiare. No, più che altro ci saranno dei tagli, sì. che accorcia un pochettino la percorso. strada. Ok, bene, dai. Il 370 facile e veloce ci regala bellissimi panorami e completa un'escursione che ci ha colpito ed emozionato. Allora, se si fa la strada si allunga ovviamente tantissimo, no? Invece il sentiero che taglia dritto giù non è particolarmente difficile, soprattutto è numerato, vedete? Sentiero numero 4, noi adesso abbiamo fatto il sentiero numero 5 e dopo ci sarà il sentiero numero 3. Ma dillo. Beh, Dai. siamo al 4, abbiamo fatto il 5, facciamo il 3. Cioè, matematica. Io in matematica andavo fortissimo, E adesso non vi spoilerò niente, ma probabilmente dopo il 3 ci sarà anche il 2. Ecco, fermi lì perché adesso il video non termina, ci spostiamo a Bassano del Grappa per raccontarvi una città incredibilmente bella. Imperdibile la visita al ponte. Cenni storici indicano che una prima costruzione risalga all'anno 1209. Nei secoli il ponte venne distrutto e ricostruito più volte, alcune in pietra e altre in legno. Noto per essere stato raso al suolo dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, venne poi ricostruito dall'Associazione Nazionale Alpini sul disegno dell'architetto Andrea Palladio. In onore del corpo prese l'attributo di Ponte degli Alpini. Chi non ricorda la famosa canzone Sul ponte di Bassano, noi ci darem la mano ed un bacin d'amor. Ed è proprio qui, nel lato ovest, che troviamo la famosa statua del soldato che bacia la sua bella prima di partire per il fronte. Su di esso vi troviamo il Museo degli Alpini che con il costo di 3 euro a persona ci dà accesso ad una collezione di reperti risalenti alla prima e seconda guerra mondiale. Molto bella ed interessante. Andateci perché ne vale la pena. Dopo una breve visita gratuita alle distillerie Poli ci siamo fermati a mangiare una super bruschetta al Porton, fronte alle distillerie. Nel prossimo video vi portiamo sul Monte Cengio e una visita nella bellissima Asiago. Come sempre iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima!